Hanno preso a Sean pura saponara. Mamma mia, che colpa ci ha fatto Genova. Mamma mi fa paura, chi stanno cadeva male. Pure o grifone è forte, come squadra. Questo è saponara. Saponare, Sean, sta d'accordo o grifone. Buonasera a tutti da Napoliello 87 e Testa Pelata. Parliamo del Genoa con due colpacci, uno praticamente quasi fatta, quell'altro addirittura d'arrivo anche Saponare. Parliamo del primo, Lassan Sean, giocatore dell'Ajax, possiamo definirlo ex Ajax perché è vicinissimo ad andare al Genoa, ormai c'è l'accordo su tutto, ancora non si sanno le cifre, non so le cifre, un classe 86, un giocatore di 33 anni con tantissima esperienza, un giocatore che viene dall'Ajax, centrocampista dell'Ajax che nasce come regista di centrocampo, un giocatore interessante perché ha ottime doti, ottime qualità tecnica e molta visione di gioco, un centrocampista che può dare qualità a questo Genoa, un regista che manca al Genoa, anche perché se vi ricordate il Genoa si è spinto anche per voler prendere Biglia, così Biglia non è arrivato e il Genoa si è fiondato su Sean. E Sean è un centrocampista di molta qualità e di molta esperienza, un centrocampista dell'Ajax, ma anche della nazionale danese. E Sean è andato fino alla semifinale di Champions League con l'Ajax. Era anche fra i giocatori della semifinale dell'Ajax, per questo è un giocatore con tanta esperienza, ha fatto anche un grandissimo gol, se vi ricordate, con Real Madrid, un po' casuale, perché secondo me da lì nasceva un cross, invece è venuto fuori un gol straordinario che si è andato a infilare nel set dove il portiere non può arrivare, bellissimo gol all'altra parte dell'incrocio, non sul lato del portiere praticamente, ma straordinario gol, spettacolare. Vi invito ad andarlo a vedere per chi non l'ha visto. Real Madrid-Ajax, era mi sembra i quarti di finale di Champions League, veramente bellissimo il gol di Sean. Allora, Sean, diciamo per l'età, perché comunque l'Ajax ha una squadra tutta di giovani, abbiamo visto pure, ha fatto una grande Champions League, secondo me per questo lascia partire Sean, perché comincia ad andare verso la fine carriera, ma comunque 33 anni potrebbe fare secondo me almeno altri 2 anni top. Il Genova secondo me va a prendere un giocatore di molta esperienza e anche un bel tiro, perché c'ha anche un bel tiro da fuori area, è molto bravo, diciamo, a tirare a giro, a spiazzare il portiere da fuori area, ha un bel tiro. E per lo più è anche un buon regista, cioè ha anche una visione buona di gioco. Riguardo Riccardo Saponara, nasce come trequartista, può fare anche l'esterno, l'ala di centrocampo volendo. È un centrocampista anche lui molto utile. Ovviamente le prime stagioni, vi ricordate, all'Empoli era al top, poi alla Sampdoria è andato... Non abbiamo visto il miglior Saponara come nella Fiorentina, è andato sempre più in fase calante. Si vuole mettere in gioco a Genova e chissà che Saponara proprio nel Genoa non ritrova la sua forma, il suo entusiasmo, la sua voglia di strafare e magari ritornare quello di Empoli. Lo auguro tanto per tutti i genoani, per i tifosi del Genoa, perché Saponara talento ce n'ha, è un giocatore con qualità, sa giocare con l'attaccante, sa fare l'1-2, riprendersi la palla, sa fare inserimenti, ha un ottimo tiragiro, non è velocissimo in velocità, però è un giocatore tecnico, sa tirare anche da fuori area, non è che abbia fatto tantissimi gol nell'ultima stagione, tra 2 gol, però comunque è un giocatore utile per questo Genoa e secondo me potrebbe far bene, si potrebbe rimettere in gioco e quantomeno ritornare almeno utile per questo Genoa. Mi sembra l'ultima stagione l'ha fatto con la Sampdoria, non mi vorrei sbagliare, ma Saponara l'ultima stagione ha giocato alla Sampdoria? Sì, Saponara l'ultima stagione ha giocato alla Sampdoria, realizzando 2 gol. Non ha fatto tantissimi gol, è un giocatore bravo anche sugli assist, non solo sui gol, non solo realizzando gol, ma anche facendo assist. Anche lui ha un'ottima visione di gioco nei passaggi filtranti quando gioca da trequartista. Secondo me 2 ottimi giocatori, 2 acquisti
diciamo buoni per il Genoa, che gli fa fare di sicuro con questi due giocatori fa quel salto di qualità che magari mancava al Genoa, perché ricordiamoci, quest'anno il Genoa ha fatto una stagione disastrosa, praticamente ha rischiato di andare in Serie B, cosa che non è da Genoa, perché essendo una squadra con una storia alle spalle, avendo vinto 9 scudetti, è vero, anche se cioè, parliamo di anni indietro, però una tifoseria di questo genere non merita che quelle posizioni, almeno per lottare su un'Europa League o stare lì a metà classifica, ma non merita di essere, diciamo, in lotta per una salvezza, merita molto di più una squadra come il Genoa. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di Lassan Sean e di Riccardo Saponara, i due acquisti del Genoa. Nei commenti mi fate sapere se per voi sono validi, se pensate che magari uno non sarebbe stato adatto, non l'avreste preso, avreste scelto Biglia al posto di Sean. Fatemelo sapere, lasciate un bel like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il video ed iscrivetevi al canale di Napuliel87. Buona serata a tutti da Napuliel87 e forza Naples!